Libero dal servizio, si trovava nel vicino comune di San Giovanni Gemini a bordo della propria auto quando, all'altezza della chiesa di Santa Lucia, notava una donna che, armata di martello, minacciava i passanti. Una scena che non lo ha lasciato indifferente. Parliamo dell'ispettore Massimo Lompino, comandante della polizia locale di Cammarata, il quale senza esitare ha inseguito la donna lungo il corso principale di San Giovanni Gemini. Aiutato da alcuni cittadini, l'ispettore è riuscito a bloccare la donna che a quanto pare soffre di problemi psichici e per questo già nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Cammarata, mentre, informata dallo stesso Lompino, la collega comandante della polizia locale di San Giovanni Gemini, Concetta Barsalona Narcisi, procedeva ad attivare le procedure e disporre il trasferimento della donna in ospedale con una ambulanza del 118. Quello che abbiamo raccontato sembra un semplice fatto di cronaca, uno dei tanti di cui la stampa è chiamata ad occuparsi, ma stavolta c'è qualcosa da aggiungere o da aggiustare, perché all'ispettore Massimo Lompino non è andata giù la dinamica riportata. Praticamente del suo gesto a salvaguardia dei cittadini non è emerso neppure un rigo, totalmente ignorato. E la dichiarazione resa dall'interessato presso la caserma dei Carabinieri chiarisce perfettamente come sono andate in realtà le cose. Adesso la domanda è una sola. Per Massimo Lompino arriverà un encomio per il suo gesto che intanto arreca prestigio al corpo della polizia locale di cui è il comandante e soprattutto al comune di Cammarata. Certo è una vicenda da seguire.